Ivo Gallo di nuovo a bordo della nostra Smart elettrica? Sì, ma perché guidi sempre tu? Perché sono il conduttore, caro mio. Grazie. Ma Lele, dov'è che andiamo oggi? Città di Rovigo. Rovigo, non ci sono mai stato. È una città che pochi in effetti conoscono, ma credo potrà essere sorprendente. Non vedo l'ora. La Rovigo straordinaria, la Rovigo che non ti aspetti nella 12ª puntata della Zanzega, in onda questa sera alle 21:15 su Antenna 3. Il viaggio alla scoperta del Triveneto arriva in Polesine e il suo capoluogo svela alcuni dei suoi tesori: le torri medievali, l'Accademia dei Concordi, la Pinacoteca di Palazzo Roverella. Un punto di riferimento per la città di Rovigo, è un palazzo storico, un bene culturale molto importante, risale al 1474, quando Rovigo e il Polesine erano sotto la dominazione degli Estensi. I paesaggi, i monumenti come la rotonda della Beata Vergine del Soccorso, l'ingresso allo stadio Battaglini, il tempio nazionale del rugby. Ma a Rovigo è abbastanza semplice innamorarsi del rugby perché tutti hanno un fratello, un cugino, un parente, un familiare, un compagno di scuola che gioca a rugby e per cui diventa quasi abbastanza scontato provarci. Ho provato anch'io, come tanti miei amici, e poi la passione è normale che scatti perché è uno sport meraviglioso. E ancora la musica del conservatorio, la gastronomia e lo sguardo che si apre a una provincia ricca di bellezze. Sperando che tutti abbiate il desiderio di recarvi in questa provincia straordinaria che è la provincia di Rovigo. Evviva! Evviva Rovigo e viva il Polesine, evviva!